Allora, torniamo a parlare quindi di illegalità. Ha lanciato un po' una provocazione prima della pubblicità il Presidente. Vorrei che cioè, sia il Sindaco, perché è stato chiamato giustamente in causa, ma anche voi di Conservizi, perché non è cosa di poco conto. Si parla appunto di regole. Regole però anche devono essere previste, che possono essere applicate, e dall'altro canto c'è anche la paura. Troppe regole non vanno a ingolfare un sistema che già al collasso, e non è che aprono anche vie per altri che possono operare poco correttamente. È chiaro che creando una confusione, uno stato di incertezza normativa di regole, ci sguazza chi è abituato a sguazzare nel torbido. Che cosa bisognerebbe fare concretamente? Voi avete tantissime aziende, e tre una di queste, e quindi avete una panoramica generale. Che cosa secondo voi è fattibile perché non si creino situazioni come sono verificate in Sicilia, in Calabria, eccetera? Sono anni, ormai direi decenni, che il legislatore dal nazionale alla regionale, dal 1990, di fatto, da quando c'è stata la trasformazione di questo sistema dalle municipalizzate ora in società di capitali, che ci si fermi nel creare continuamente norme e su queste mettersi continuamente le mani. Cioè, il mondo delle aziende pubbliche è un mondo in cui il legislatore ha aperto un cantiere perenne. Non passa anno, non passa parlamentare nazionale o consigliere regionale, perché ormai le materie via via sono diventate tutte materie delegate alla regione sotto l'aspetto legislativo, che non si crei qualche cosa di nuovo, e quindi la difficoltà da parte di chi gestisce le aziende pubbliche a capitale pubblico di avere un quadro normativo certo crea una situazione di difficoltà gestionale poi, e quindi si perde la strada maestra. Su questo si infiltrano, e il rischio che si infiltrino altri soggetti è una realtà grave, è una realtà, quindi Ma voi avete regole già certe, qualche quindi senso? vuol dire che qui dobbiamo avere anche una classe politica preparata a gestire sotto questo aspetto le norme in funzione, in una prospettiva, non mai a copertura di un qualche cosa di passato, perché sempre più, anche questa l'ultima che condanna chi Brucia. appicca il fuoco sui rifiuti, ma sono già 20 anni che il fenomeno esiste. Oltre al fatto che comunque ci sono già norme che sui incendi dolosi, eccetera, si possono applicare, però è un rincorrere. Qui abbiamo bisogno di una classe politica che non rincorra ciò che è già avanti, ma che anticipi e poi con una norma dica stop, fermi, se succede verrete puniti. Ecco, queste sono certezze. Lo stesso vale poi nel settore più delicato, che è quello di delle gare, degli appalti, degli affidamenti dei lavori, che poi, scusate, nel pubblico ci sono le gare, devono essere pubbliche, e quindi è chiaro che si colpisce se nel momento in cui qualche cosa non è andata. Beh, è il privato che non fa le gare. Siamo sicuri che tutti quanti i titolari di azienda sanno se al suo interno chi è addetto agli acquisti è veramente una persona corretta? Probabilmente no, con l'unica differenza che l'imprenditore privato, se scopre di avere un infedele al suo interno, dopo un'ora è fuori dalla porta, è fuori dall'azienda. Dopo un minuto, se l'azienda pubblica trova una persona infedele, il giorno dopo, scusate, qui adesso mi nemico, ma lo faccio io, non lo fa l'azienda, trova il sindacato che va a difenderlo, il lavoratore, e non viene cacciato, e questo è gravissimo.
Qui sono stati chiamati in causa anche gli amministratori pubblici, sì, e il pubblico. Lei tra l'altro come sindaco ha a che fare con chi rappresenta le istituzioni. Sono in grado di avere una maturità politica per fare un passo di questo tipo, come quello che diceva il Presidente, svegliato auspicabile, che chiariva il direttore? Siccome siamo ormai a un passo da problemi seri, bisogna alzare anche il tono. Io dico che la nostra classe politica, i dirigenti non sono all'altezza della situazione. Non lo sono da tanto tempo. Non lo vogliono essere o non lo sono? Non lo sono. Forse perché il sistema che porta a quel tipo di rappresentanza non è un sistema selettivo, è un sistema molto diverso, fatto con altri, l'abbiamo visto anche in questi giorni, con altri metodi, per cui non è importante essere competenti. Badi bene, un politico non deve essere competente, però deve aver mangiato, vissuto, tastato il territorio, deve capire di cosa stiamo parlando, no? E questo per molti anni era dato per scontato, negli ultimi anni progressivamente si è separato il rapporto tra la vita normale di tutti i giorni e la vita politica. Ne abbiamo l'esperienza in quest'anno, dove l'Italia sta morendo da una parte e discutiamo di tutt'altre cose dall'altra. Quindi la classe politica nostra è una classe da rifondare, magari da mandare a casa tutti, non è che cambi niente perché con questo tipo di sistema siamo dove prima, però almeno prendere la coscienza di questo bisogna in maniera seria. Guardi, un inciso, solo la questione dell'IMU è la prova concreta che non stiamo facendo niente, perché era molto semplice, forse vado controcorrente. L'IMU i nostri cittadini la pagano, la vogliono pagare, purché ce ne sia una, non ce ne siano tre, sì, purché ci sia una concretezza, la certezza della pena. Se la pena è pagare l'IMU, dateci la pena che sia quella, non possiamo ogni volta spostarla. Quindi i nostri cittadini... Fino a un certo punto però attenzione, sì, perché se si chiaro, superano, ormai abbiamo superato i livelli, non è solo l'IMU, abbiamo una caterva di situazioni che... Ma allora parliamo delle regole. Se noi aboliamo una tassa e ne generiamo tre, che dopo le dividiamo in due, che dopo cambiamo nome... no, si prendono in giro le persone. Che dopo tutte queste sono fatte perché non ci sono di riscontro i soldi veri e stiamo sempre girando attorno al vero problema, allora non ne veniamo fuori. La nostra gente fa la fila per pagare l'IMU, la nostra vuol dire non solo i padovani, tantissima brava gente, non ci sono problemi. Che io vorrei domandare al Presidente quanto ho scoperto, quante bollette non abbiamo dei nostri milioni di bollette, pochissimi, no? Quindi non è lì che si deve focalizzare su un concetto semplice, quella gente lì deve cambiare atteggiamento, deve dare l'input a chi dopo fa le regole, cioè i funzionari, per fare cose concrete, semplici, evidenti per tutti. Faccio un esempio concreto. Se noi facciamo una gara in comune, di Vigonza, in qualsiasi comune, chi partecipa alla gara è un'azienda super specializzata che sa benissimo come partecipare alle gare. Le nostre realtà, che sono realtà molto più umane, diciamo così, sono esclusi automaticamente da quelle gare perché non sono neanche in grado. Va bene che l'ignoranza, però noi abbiamo creato un sistema preciso, quello che ha detto lei, abbiamo creato un sistema talmente complicato che si arrendono prima e vanno avanti solo quelli specializzati che dopo hanno solo il compito di vincere la gara, dopo c'è tutto il resto. Ecco. E su questo facilitiamo sempre più chi lo fa per mestiere. Ma il mestiere di chi lavora non è quello di partecipare alle gare per vincere, è quello di creare il risultato. Ecco, questo è chiarissimo. Sotto questo aspetto, il fatto che ultimamente si stia scoprendo che la centrale d'acquisto unica della Consip sia diventata una groviera dove infatti, ovviamente i grossi, i grandi privati, guarda caso, ci sguazzano dentro perché comunque hanno trovato come incunearsi. No, è la dimostrazione che non dà garanzia agli enti locali che devono obbligatoriamente usare quello strumento per acquistare anche una risma di carta, no, quando all'interno ormai si sono infiltrati illegalmente, in modo illegale, persone che sono
strutturate per prendersi completamente lotti interi di appalti, di servizi o di beni. Questo qua non fa bene, perché poi alla fine si scopre che non c'è neanche quel risparmio che quel sistema dovrebbe generare, perché è chiaro, si mettono d'accordo in 1 o 2, fanno cartello, quello è il prezzo, loro vanno a digitare che vogliono quel prodotto, quel bene, quel servizio, quella è la ditta, la prendi e il contratto non è del comune, ma è in capo allo Stato. Quindi poi il comune non ha neanche la capacità di contestarlo quel contratto. Infatti. E a pagare il conto è il cittadino. Infatti, intanto però stanno arrivando, credo, diversi messaggi mentre noi stiamo chiacchierando e in realtà sono tutti contro il sistema statale, dove dicono c'è corruzione, dove ci sono i dipendenti che timbrano i cartellini e poi se ne escono, dove girano mazzette da tutte le parti, insomma sono tutti messaggi che più o meno prendono. Ecco, un altro ancora, che non mi venga a dire che non c'è differenza tra pubblico e privato, se timbri il cartellino e te ne vai per i caspita tuoi, nel privato sei licenziato, e questo è dovuto al fatto un servizio recente, penso che è proprio uscito sulle Iene, e che quindi ha destato il malessere, il malumore, perché ovvio adesso si ambisce ad un posto di lavoro, c'è chi ne ha tempo indeterminato e poi veramente è un insulto a chi lavora e alla povertà e ai disoccupati. E questo viene dal pubblico purtroppo, giustamente se un'azienda ti becca a fare una cosa del genere, il giorno dopo sei fuori, cioè ci mancherebbe. Forse questo viene sofferto molto in certe zone, cosa possiamo dire? Ma Noi stiamo sostenendo una cosa, però i nostri cittadini dall'altra parte certo, reagiscono diversamente. È verissimo, proprio quello che dicevo prima, è riuscire a capirci bene e a dare i giusti messaggi. Che ci siano delle ipertutele in un certo contesto, in un certo mondo, è assolutamente vero. Però è anche vero che se un collaboratore di un'azienda pubblica è infedele e non fa bene le sue cose, c'è tutta una procedura, ci sono i provvedimenti disciplinari, si arriva anche fino al licenziamento. È vero che forse nel mondo pubblico la parte del sindacale è molto più pesante e più importante rispetto al mondo privato. Forse anche il controllo stesso, c'è una specie di omertà. Il controllo viene assicurato, poi ripeto, non possiamo generalizzare, fare tutto un erbo in fascia, perché chiaramente io posso parlare per quella che è la realtà di Etra o delle aziende che conosco, e posso dire che ci sono livelli di competitività assolutamente comparativi con quelli delle aziende private. Però abbiamo avuto esempi recentissimi negli anni passati dove il pubblico ha dato questo segnale, quindi il cittadino ha assolutamente ragione oggi ad avere tutte le perplessità e i dubbi che vengono posti in capo. Però io dico anche questo qui, il servizio che fa il soggetto pubblico, per esempio nel mondo del servizio idrico integrato, quindi acquedotto, fornitura e depurazione o raccolta dei rifiuti, che può essere comparato con le aziende private, io credo che ci siano degli indicatori precisi che dimostrano come almeno le nostre aziende abbiano indici di efficienza e di costo assolutamente competitivi, se non addirittura inferiori. Anche perché ormai stiamo parlando di dinamiche dove la dimensione del sistema deve essere talmente importante che non è alla stregua di tutti. È anche vero, come giustamente diceva prima il sindaco, che le nostre aziende, le aziende del territorio, che tante volte si lamentano, devono fare anche un po' di mea culpa, soprattutto le private, perché non sono state in grado di adeguarsi nel tempo, nei momenti in cui c'era la ricchezza, ad investire anche in professionalità e informazione. Questo non significa avere stuoli di avvocati che le aziende che operano nell'illegalità hanno chiaramente sempre le spalle coperte, perché anche Etra in questi giorni sta vivendo delle battaglie legali contro aziende private che ricorrono spalleggiate da avvocati, e noi stiamo combattendo come ha fatto Contarino, come sta facendo Veritas, proprio per evitare questo tipo di infiltrazione. Ma bisogna quindi anche avete una sensazione ben precisa di certe situazioni? Certo, il polso della situazione è caldo, nel senso che la febbre sta salendo, non è che siamo indenni, dicevo prima, i virus sono già ormai iniettati nel sistema. Sì, no, è bello precisare perché forse non si è compreso bene assolutamente questo tipo sì, di il nostro contesto territoriale del nostro Veneto felice ha queste situazioni, e tutto il complesso di regole, di strutture, di enti, la magistratura, i corpi di polizia, le aziende, i sindaci, stanno operando in questo livello. Ma torno al discorso di prima. Allora, che cosa dobbiamo fare? Bisogna che anche le nostre aziende, per poter operare nel rispetto delle regole, che devono essere semplici, abbiano il minimo di preparazione per poterlo fare. Quante volte sono negli appalti importanti che si presentano imprese estere, diciamo estere in generale, perché le nostre non hanno un livello di competitività tale da poterlo fare. Sì. E questo è un problema che dobbiamo porci. È per questo che nel tavolo, nel convegno, ci sono anche il mondo delle aziende private, perché è sbagliato fare la differenziazione pubblico e privato, tutti ladri, tutti bravi. No,
è la stessa cosa, è la volontà del fare le cose fatte bene, dimostrando i costi. Quando dico prima ci devono essere le regole, ma le regole anche nel fatto che qualcuno dica che sotto quel livello non si può andare e sopra quel livello sei un ladro. Certo. Nessuno lo dice. Ecco, bravissimo. Pubblicità, poi torniamo insieme.